I soci delle 578 Proloco Venete rappresentano il cuore pulsante del territorio attraverso l'organizzazione e la gestione di eventi ed iniziative di carattere sociale e culturale. Un impegno quotidiano che tutela e valorizza le tradizioni e le produzioni regionali. Tuttavia, l'entrata in vigore della nuova fiscalità europea per il terzo settore rischia di travolgere queste attività. Infatti, con la crescente attenzione al volume dei ricavi, vi è il pericolo che vengano equiparate a quelle commerciali, quali ristoranti e agriturismi. Sul tema è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che si è impegnato a garantire la continuità di queste iniziative. Noi come Regione abbiamo messo a disposizione i nostri uffici per provare a trovare delle soluzioni. Le Proloco rappresentano un fattore di attrattività di un territorio. Noi abbiamo assegnato una delega specifica, tra l'altro a un assessore trevigiano, la dottoressa Paola Roma, proprio per garantire una figura di riferimento per tutte le associazioni locali. Le abbiamo legato ovviamente al sociale in senso ampio e vogliamo far sì che le Proloco possano continuare a svolgere la propria attività, a rappresentare l'anima del nostro territorio. L'attività congiunta con le amministrazioni locali e con le diverse realtà associative del territorio costituisce il fulcro d'azione delle Proloco. In particolare, la collaborazione con altre associazioni di volontariato e di categoria, quali agricoltura, industria e commercio, rappresenta un elemento essenziale per promuovere uno sviluppo sostenibile delle comunità locali. Io vengo dall'esperienza di amministratore locale e so quanto sia fondamentale tutto questo, so quante attività io stesso da sindaco, nonostante magari la mia determinazione, non sarei stato in grado di porre in essere senza di loro.